I sindaci dei comuni di Naro, Maria Grazia Brandara, di Castrofilippo, Antonio Francesco Badalamenti e di Canicattì, Vincenzo Corbo, si sono riuniti presso il Palazzo Municipale della Fulgentissima a Naro per ribadire il proprio fermo no al paventato progetto di realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Iazzo Vecchio, meglio denominata come Grotticelle, in territorio di Naro, ma a brevissima distanza da due centri urbani. L'incontro è stato voluto dai primi cittadini anche alla presenza dei tecnici comunali e dei comitati del no discarica e della rete civica della salute. È stato propedeutico alla partecipazione degli amministratori alla conferenza dei servizi prevista per il prossimo 15 luglio a Palermo presso l'assessorato regionale all'energia e ai rifiuti. In particolare gli amministratori sono preoccupati per il rilevante impatto che la discarica avrebbe non solo sul paesaggio, irrimediabilmente sconvolto e modificato, ma anche e soprattutto per il danno che si andrebbe a provocare a numerose aziende che operano nel settore dell'agricoltura biologica e biodinamica, oltre che nel campo del recupero particolari razze caprine autoctone come la capra giurgintana. L'insediamento della discarica comprometterebbe inoltre la particolare vocazione turistica del territorio. Diverse aziende agrituristiche ricettive dei comuni di Naro, Canicattì e Castrofilippo hanno infatti negli ultimi anni investito per la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e agropastorale, quindi è facile intuire il danno che subirebbero dal passaggio dei mezzi per conferire rifiuti e dalla discarica stessa. I sindaci evidenziano inoltre come la presenza di una reggia trazzera ex demaniale di origine borbonica infine rende particolarmente preziosa questa porzione di territorio, collegando il centro medievale di Naro con l'importantissimo sito di Contrada Vito Soldano, oggetto di recente attività di valorizzazione e in cui a breve, a quanto pare, verrà aperto un importante antiquarium. Il timore che l'impianto possa incidere negativamente sul costituendo ecomuseo del bacino del fiume Naro.